Si è svolto l'interrogatorio di convalida del fermo disposto dal pubblico ministero e il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere ed era anche opportuno in questo momento, considerando lo stato comunque per sostenere un interrogatorio ci vuole comunque lucidità, per cui in questo momento è apparso opportuno non rendere ulteriori dichiarazioni, eventualmente chiederemo un interrogatorio più avanti. L'avvocato difensore Giuseppe Viggiani lo spiega all'uscita dell'udienza di convalida del fermo del suo assistito Viktor Tamashuk, 28enne, che resta in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte del camionista Tiziano Segato. Il GIP non ha convalidato il fermo, ma ha disposto la misura cautelare in carcere. Il delitto di via Fogazzaro a Cavazzale di Monticello Conte 8 resta avvolto così in due verità contrapposte. Una decisione che recepisce l'impianto accusatorio del PM Hans Roderick Blattner. Per gli inquirenti il quadro è chiaro. Una lite tra coinquilini degenerata in un pestaggio violento e prolungato. Segato sarebbe stato colpito a pugni e calci ripetutamente fino a perdere conoscenza. Quanto a iniziali ammissioni dell'indagato, l'avvocato Viggiani è netto. Non mi risultano delle dichiarazioni sottoscritte e firmate rese in presenza del difensore, quindi sono delle ipotesi che sono ventilate fuori dal contesto processuale e fuori dalle dichiarazioni del mio assistito, che si è avvalso sia dinanzi al PM giovedì sera che stamattina della facoltà di non rispondere. L'autopsia sarà eseguita martedì prossimo. Tamashuk comunque respingerebbe l'ipotesi di un'aggressione deliberata. Avrebbe raccontato di essersi svegliato e di aver trovato 4 persone mentre picchiavano la vittima. Una versione però che non collima con gli elementi raccolti dalla squadra mobile diretta dal vicequestore Ortensi. Per ora insomma resta un punto fermo. Una vita spezzata, quella di Tiziano Segato, nel giorno del compleanno e una comunità sotto shock. Per questo l'avvocato Viggiani conclude. Un pensiero, sia da parte mia che da parte del mio assistito, comunque ai familiari della persona offesa. Penso che la priorità in questo momento sia comunque esprimere cordoglio per i familiari che hanno perso un caro in una situazione grave.